Buonasera, siamo pronti a cominciare allora con un quarto d'ora accademico limitato, in modo che potessero arrivare tutti, altri comunque vi arriveranno. Prima di cominciare giusto due parole sul Comitato Progetto Comune, che è un comitato che è nato nell'aprile del 2020, quindi è molto giovane, però si è già distinto in diverse occasioni per quella che è la sua ragione sociale, che è quella che ci porta anche all'incontro di questo pomeriggio. Raccogliere opinioni e formulare progetti. Quindi da questo punto di vista si parla di ambiente, di cultura, di sicurezza, di residenzialità. Oggi invece parliamo di cultura e ne parliamo non solo per esprimere le opinioni che tutti abbiamo sul livello culturale di una città, dell'offerta culturale di una città come Mestre, o che cosa non ci va bene della cultura a Mestre, ma soprattutto per formulare delle idee che vogliamo raccogliere e di cui vorremmo già iniziare a fare sintesi a partire da questa sera. Per questo motivo le cose che ci interessa più ascoltare da parte vostra, anche lo dico a coloro che interverranno nel corso del dibattito, e non solo la vostra opinione, naturalmente ci interessa sulla cultura Mestre, ma anche quali sono le vostre idee, i vostri progetti, i vostri suggerimenti su come si potrebbe organizzare e migliorare l'offerta culturale di Mestre. Io, visto che siamo tanti a parlare, dovrò fare un po' il vigile urbano, nel senso che dovrò richiamare quando si va troppo oltre i 5 minuti che abbiamo pensato di concedere poi a tutti, in maniera che tutti possano parlare. Innanzitutto vi presento i relatori che sono al tavolo, li conoscerete già, ma lo faccio per quei pochi che non lo sanno, a partire da Maria Laura Faccini, che è presidente del Comitato Progetto Comune, che è qui alla mia destra. Poi a partire dalla mia sinistra il professor Mauro Pizzigatti, in veste di presidente dell'Associazione Amici della Musica di Mestre, la consigliera Giorgia Pea, che è presidente della Commissione Cultura del Comune di Venezia, il professor Michele Pugliesi, presidente della Fondazione Venezia, e Giuseppe Sacca, capogruppo del Partito Democratico nel Comune di Venezia. Buonasera a tutti, grazie per essere nostri ospiti. E io cedo la parola per prima, naturalmente, a Maria Laura Faccini, del Presidente Comitato Progetto Comune. Buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto Filippo Fois, che ha accettato di essere il nostro moderatore di questa sera, che è un caro amico e è un giornalista molto professionale, quindi sono molto contenta. Mi sentite? Sì. E poi ringrazio naturalmente voi del pubblico, che siete numerosi e qui con noi, e i nostri relatori principali, che appunto, come citava Filippo Fois, Giorgia Pea, Giuseppe Sacca, Michele Pugliesi e Mauro Pizzigatti. Saluto, perché l'ho visto, anche Michele Casarin, che è tra il pubblico, che è il direttore del settore cultura del Comune di Venezia, grazie per essere qui, e ringrazio anche i rappresentanti di molte associazioni che sono qui presenti e che quindi evidentemente hanno raccolto il nostro invito a parlare di cultura nella nostra città. Ecco, perché questo incontro? Come diceva Filippo, noi ci siamo costituiti nel 2020, siamo un comitato civico trasversale, senza riferimenti politici o ideologici, e cerchiamo di avere uno stretto rapporto con i cittadini per poter capire quali siano le criticità, i problemi, ma anche i desideri e i sogni delle persone che abitano questa città. Dato vedete la locandina. Ecco, noi come facciamo a stare a contatto con i cittadini? L'abbiamo fatto in questi 3 anni con dei sondaggi, con degli eventi pubblici come questo, con degli scambi anche privati su sollecitazione proprio dei cittadini, e parlando di vari argomenti. Uno di questi è proprio quello della cultura, che tra l'altro è molto sentito sia tra i cittadini che anche naturalmente tra i molti operatori che sono presenti nella nostra città. Bene, e quindi noi parleremo questa sera, vogliamo avere uno scambio costruttivo con l'amministrazione, e ringrazio ancora una volta Giorgia Pea per aver accolto subito il nostro invito a essere presente, ma non solo con l'amministrazione, ma anche con chi opera proprio nella cultura. È opinione diffusa che la progettazione e la conseguente azione culturale da parte dell'amministrazione di una città debba proporsi alcune funzioni principali per quanto riguarda la cultura, quindi l'arricchimento culturale
dei cittadini e però anche lo sviluppo economico e sociale, la rigenerazione e la promozione della città stessa. Oggi ne parliamo declinando questo argomento su Mestre e su tutta la terraferma. Per quanto riguarda l'arricchimento culturale, va considerata l'importanza non solo di soddisfare ma anche di stimolare i bisogni culturali dei cittadini di ogni età, grandi, piccoli, diversamente giovani, le famiglie, e tenendo però sempre conto della situazione socioculturale di Mestre, che purtroppo non sta attraversando appunto un periodo difficile, anche purtroppo in termini di reputazione sia a livello nazionale che internazionale. La progettazione di un programma culturale dedicato alla nostra città deve esplicarsi con iniziative pubbliche importanti durante tutto l'arco dell'anno e magari con un evento importante in primavera, come accade per esempio in settembre, quando ogni settembre ormai da molti anni c'è il Festival della Politica, che è diventato un appuntamento importantissimo e seguitissimo, culturale di Mestre e a Mestre. Dall'analisi di quanto progetto comune ha ascoltato e studiato, per i cittadini e per gli operatori risulta importante ripristinare e rendere centrale e dinamico l'assessorato alla cultura. Questa è una cosa che ci hanno richiesto e sottolineato in molti. Anche per istituire un tavolo di lavoro aperto tra comune e associazioni, tutte le associazioni, non solamente alcune, per creare sinergie e favorire la promozione di eventi coordinati e di qualità con ampie ricadute sul territorio. Quindi non eventi frammentati che talvolta si risolvono con i passerelle per personaggi oppure mostre mercato di libri. Mestre ha bisogno invece di un passo in più. Ha bisogno di una proposta organica di alto livello, di mostre, rassegne, simposi, manifestazioni musicali, conferenze, anche basandosi sulla storia della città. E noi qui a Mestre abbiamo fiore di esperti della storia, dell'antica storia di Mestre. Mestre è una città, ripeto città, ne ha titolo formalmente attribuito e storicamente riconosciuto. Non è periferia, come purtroppo, devo rilevare, sia stato 2 volte pubblicamente rimarcato in un convegno internazionale di giovedì scorso all'M9 durante un importante appunto convegno. Io ero presente e questa affermazione francamente l'ho trovata sconcertante. Che Mestre è periferia, siamo in periferia. Ricordiamoci invece che Mestre è la terza città del Veneto, ha infrastrutture e risorse per competere con le altre città. A parte ovviamente l'incomparabile Venezia, che resta naturalmente il faro di bellezza e di riferimento storico e artistico. Il nostro territorio inoltre è anche multietnico e le statistiche del comune, quindi cosa reale, indicano il 31 dicembre 2022 34.424 residenti stranieri. La comunità bengalese, con 7.858 persone, risulta la più numerosa. Segue quella rumena con 6.509 persone e quella cinese con 3.776, più moltissimi altri stranieri di altre provenienze. Sarebbe quindi, a nostro parere, necessario favorire la realizzazione di percorsi interculturali per conoscere la cultura dei paesi dai quali arrivano i nuovi cittadini che ormai fanno parte della nostra comunità e per far loro conoscere la nostra cultura, gli usi, i costumi del luogo dove hanno scelto di vivere, dove hanno portato le loro famiglie, dove fanno crescere i loro figli e dove hanno anche un lavoro. L'integrazione di questi nuovi cittadini non può limitarsi alla sola formazione scolastica, che naturalmente è riservata a tutti i bambini, oppure delegata a meritorie associazioni locali, perché sappiamo che ci sono dei corsi molto importanti e pregevoli appunto di alfabetizzazione, magari anche per le signore, per le donne che purtroppo non conoscono la lingua. Come dicevo, non meno importanti sono le funzioni che la progettazione e l'azione culturale debbono rivolgere allo sviluppo economico e sociale e alla rigenerazione e alla promozione della città stessa e della sua immagine, raggiungendo un pubblico quindi più vasto, non solo quello locale, di un'area oltre i confini comunali. Il territorio di terraferma del Comune di Venezia è facilmente raggiungibile da ogni direttrice. Quindi perché, per esempio,
non approfittare di questa opportunità per collocare anche in centro città qualche iniziativa o padiglione della Biennale, sia d'arte che di architettura, non solo nel Forte Marghera, che come location è bellissima, però è molto frequentata, però è un po' defilata, creando così un percorso più ampio, articolato e interessante per i visitatori di uno degli appuntamenti internazionali più importanti, e quindi lo potremmo fare nostro e portarlo anche nel cuore della città. Questo naturalmente provocherebbe una grande ricaduta sia come ritorno di immagine che come beneficio economico. Le persone, tra le quali naturalmente e auspicabilmente ci sarebbero molti giovani, visiterebbero M9, visiterebbero il Candiani, visiterebbero anche i nostri siti storici che ci sono, come dicevamo prima, e poi farebbero acquisti qui e consumerebbero nei nostri numerosi bar e ristoranti, di cui possiamo anche andare fieri perché sono molto richiesti. Sicuramente questa sarebbe l'infa fondamentale e Mestre tutta la terraferma ne ha un'estrema necessità. Riporto 2 dati ufficiali di questi giorni. Venezia, la cui popolazione risiede per la maggior parte, come sapete, in terraferma, si trova al 1034° posto per reddito pro capite e risulta l'ultima dei capoluoghi di provincia del Veneto, pur essendo stata nel 2021 la città che ha incassato le maggiori entrate pro capite tra i comuni con più di 200.000 abitanti. Appare quindi evidente che si debba in tutti i modi creare ricchezza per i nostri concittadini e quindi anche mediante la cultura. Sarebbe quindi ovviamente importante che l'opera dell'amministrazione, e qui ritorno al concetto di assessorato dedicato, comprendesse anche l'informazione e il coinvolgimento continuativi di commercianti, ristoratori e albergatori, accordandosi per offrire servizi di qualità e attività di qualità, non solo quindi per alcuni eventi come accade normalmente. E su questo aspetto devo ricordare con rammarico la nostra proposta inascoltata di istituire presso la ex scuola di Amicis un information point che non c'entra niente con la Proloco naturalmente, che ha un altro scopo, e era una proposta condivisa dalla maggior parte delle migliaia di persone che hanno partecipato nel 2021 al nostro sondaggio online. Le manifestazioni culturali potrebbero così anche, tolgo il così, riempire spazi che oggi risultano abbandonati. A Mestre vi sono molti luoghi che si potrebbero riaprire, riqualificare, con l'intervento dell'amministrazione che fortunatamente consegue ogni anno dei risultati di bilancio veramente notevoli, quindi degli avanzi da poter poi investire, ma anche con l'intervento di privati, e stimolare sempre da parte dell'amministrazione, cosa che ha fatto anche in altre circostanze, anche a Venezia o anche in terraferma, stimolare le aziende a investire su questa parte del Comune di Venezia, creando naturalmente più attrattività, perché naturalmente le aziende non vengono in una città che non abbia abbastanza attrattività, che non offra dei servizi adeguati. Faccio un esempio. Pensiamo per esempio all'ex Cinema Excelsior in Piazza Ferretto, che potrebbe tranquillamente diventare qualcosa che qui non c'è mai stato. C'è una bellissima sala da concerti. Voi sapete che i concerti qui da noi si fanno al Toniolo, ma si fanno soprattutto in chiesa a San Lorenzo. Quindi una sala dedicata, bella, nel cuore di Mestre, sarebbe veramente bellissima. E l'Excelsior è uno dei buchi, diciamo, di Mestre che sono ancora lì. Sempre con rammarico devo notare che nell'arco di pochi giorni 2 rappresentanti dell'amministrazione, e non c'entra la nostra ospite qui, hanno definito Mestre periferia, come dicevo prima in un caso, e trionfalisticamente futuro polo culturale nell'altro. Cosa sta veramente nel mezzo tra questi 2 estremi? C'è una città in crisi che però vuole reagire, vuole rialzarsi e crescere e non può continuare a venire, diciamo, definita in modo contraddittorio. Mestre, in effetti, al pari di altre città, ha le possibilità di avere un polo culturale o più poli culturali, le strutture ci sono, altre potrebbero essercene. Il percorso non è facile e nemmeno breve, questo è naturalmente comprensibile, perché promuovere la cultura in una città è un compito molto delicato, molto serio, e sicuramente deve però avere origine da un atteggiamento sincero, di sincero ascolto e comprensione delle esigenze e dei desideri dei cittadini di qualsiasi età e condizione.
Concludo dicendo che oggi vogliamo stimolare appunto un discorso attorno alla cultura, alla progettazione e all'azione culturale per il nostro territorio, perché la cultura rappresenta il nostro tempo, crea connessioni, abbatte le differenze, forma le menti e colma i vuoti del cuore. Grazie. Grazie a Maria Laura Faccini. A parte il fatto che spesso le periferie sono quelle culturalmente più vivaci e creative, questo dobbiamo dirlo molto più di molti centri storici che poi finiscono con l'essere... Volevo interromperti solo una cosa, perché a proposito di questa serata io ho chiesto a un amico, Mirko Lunardi, che è un architetto che è qui con noi questa sera, che ringrazio molto, di immaginare un disegno che potesse rappresentare quello che noi vorremmo, quindi la dinamicità di Mestre per com'è, che si porta dietro la sua cultura. E quindi se mi schiaccia ancora quello, perfetto. Quindi guardate, questa è una bellissima immagine, quindi grazie Mirko per questo bellissimo lavoro, però è questo che noi immaginiamo. Immaginiamo Mestre come qualcosa di dinamico, di qualcosa che può contenere la cultura sotto tutte le sue sfaccettature. Scusa. Dunque avete sentito anche da Maria Laura Faccini, va bene, a parte il fatto che ci sono tantissimi argomenti di discussione, ma anche lo spirito di questo incontro che è un'analisi e poi una proposta, quindi l'analisi della situazione e poi una proposta su cosa si potrebbe fare in città. Allora naturalmente per prima la parola va doverosamente a Giorgia Pea, che è Presidente della Commissione Cultura del Comune di Venezia. Okay. Innanzitutto buonasera a tutti, benvenuti al Centro Culturale Candiani, quella che secondo gli intenti dell'amministrazione in carica e quindi del sindaco Luigi Brugnaro è destinata ad essere la casa dei cittadini e soprattutto la casa della contemporaneità. Immagino non sia sfuggito a nessuno di voi il ripetersi di mostre. Abbiamo avuto una serie da Klimt a Kandinsky, adesso arriverà Chagall, e quindi credo che l'offerta culturale sotto questo profilo sia assolutamente, si sia elevata rispetto ai tempi passati. Allora, ciò detto, non raccoglierò nessun tipo di provocazione, nemmeno di critica feroce che ho sentito da Maria Laura Faccini, che stimo e apprezzo tantissimo. Nel senso che oggi intervengo innanzitutto per dare una serie di note per quella che è la mia esperienza di 8 anni alla presidenza della Commissione Cultura del Comune di Venezia. Non mi ha messo il sindaco lì, sono stata eletta dagli altri consiglieri, non solo una volta ma 2, e credo di aver portato avanti un programma di approfondimento proprio di quello che è la politica culturale della nostra città e le attività culturali. La mia commissione peraltro non si occupa solo di cultura, tra l'altro cultura è un concetto che dice tutto o niente, ma si occupa anche di pari opportunità e cittadinanza delle donne, di promozione della città e relazioni internazionali. Rispetto all'operato della mia commissione abbiamo sempre cercato di affrontare in modo molto trasversale, perché lo sono io di natura, sono candidata sicuramente con la lista civica Luigi Brugnaro e sono una persona assolutamente libera, trasversale, chi mi conosce lo sa, quindi quello che vi dico non è di parte e cerco anche di tenere ferma la barra, il timone, perché il pezzo di strada che faremo oggi pomeriggio possa avere un senso, possa essere propositivo e costruttivo, quindi dopo le informazioni che vi dirò molto volentieri starò in ascolto di quelle che sono le proposte, si spera con uno spirito propositivo e costruttivo, perché sapete, governare è molto difficile, criticare è molto facile. Allora il mio invito a tutti voi è quello di partecipare in modo molto attivo alla vita della nostra città. Potete farlo andando in piazza, potete farlo partecipando alle tantissime iniziative culturali, iniziative non solo culturali, perché ci sono un sacco di iniziative anche a livello di sport, a livello commerciale in città, e quindi l'importante è vivere la città e farlo in modo molto attivo e possibilmente anche molto libero. L'unione fa la forza e credo che se riusciamo a costruire e a continuare in una linea che voglia formare una certa rete senza dividerci in piccoli orticelli dove il mio è più bello del tuo,
credo che questo sarebbe già un grandissimo salto culturale. Inoltre credo che sia opportuno abbassare molti pregiudizi che abbiamo un po' tutti e molte credenze, a volte giuste, a volte sbagliate, con riferimento ad una serie di cose. In primis cercando di ripercorrere a ritroso quelle che sono state le osservazioni di chi mi ha preceduta. Innanzitutto mi spiace essere in minoranza come donna in questa tavola, mi sarebbe piaciuto che anche in platea tra gli altri, ho visto chi interverrà, ci fossero state più donne, però ne vedo molte invece nel pubblico, e quindi invito tutte le donne, c'è anche qualche consigliera di municipalità qui oggi e ci sono persone di associazioni con le quali ci siamo interfacciate spesso, e quindi io ringrazio chi è attivo e chi piuttosto che criticare fa. Questo è il mio approccio un po' in generale. Al di là di questo, io non mi offendo quando dicono che Mestre è periferia, anzi credo che rispetto, me lo ricordava proprio qui il professor Pizzigati, rispetto ai tempi delle amministrazioni precedenti in cui c'erano consiglieri e anche assessori che dicevano che dopo il ponte della Libertà, già da Piazzale Roma, iniziasse la campagna. Se da campagna siamo diventati periferia, vuol dire che ci siamo elevati, che un piccolo passo lo abbiamo fatto. Non credo nei grandissimi cambiamenti, quelli dall'oggi al domani, perché ne ho visti pochi. Io credo che il vero cambiamento sia fatto di piccoli passi. E i piccoli passi si possono fare, ripeto, a mio avviso insieme, cercando di condividere più che di dividere. E questo forse è una visione che deve un po' cercare di sprovincializzarci e deve tener conto che Venezia è una città internazionale, abbiamo le attenzioni di tutto il mondo sulla nostra città, e Venezia non è Venezia o Mestre. Venezia è un comune composto da un sacco di altre cittadine che gravitano intorno, un sacco di municipalità, sono organizzate in questo modo adesso e penso che lo rimarranno ancora per un bel pezzo, e le municipalità sono ad esempio il Collante, qua c'è il presidente della municipalità di Mestre Carpenedo Pasqualetto, lo saluto, lo ringrazio, è molto presente, è sempre molto attivo anche lui, e le municipalità sono l'orecchio sul territorio, sono un momento di unione e di avvicinamento tra quelle che sono le istituzioni e la cittadinanza, e vedo che le municipalità tutte, quella di Zellarino, quella di Carpenedo, quella di Chirignago, quella di Favaro, quella di Tessera, quella di Marghera, sono tutte molto attive. Io vedo le attività culturali che vengono organizzate anche all'interno delle varie municipalità, e devo dire che rispetto al passato noto un cambiamento. Quando mi ero candidata l'avevo fatto, nel mio volantino c'era scritto per una città più bella e più pulita, me l'ero trovata fatta ovviamente, e quindi mi era molto preoccupato il fatto di riuscire a mantenere la città, a far diventare la città più bella e più pulita. Ecco, allora sulla pulizia, sull'operato di Veritas credo che nessuno abbia nulla da dire, anzi, non solo qui a Mestre, ma proprio perché a me piace vedere la città come un unicum. Io ho quest'idea e vedo che la città è sicuramente più pulita, non solo Mestre ma anche il centro storico di Venezia, cioè la raccolta porta a porta, sono stati fatti dei passi avanti o comunque delle cose per rendere la città più pulita. Potrebbe essere più pulita di così? Sicuramente sì, si può sempre migliorare, si può sempre fare di più. Però mi pare che insomma sotto questo punto di vista Veritas rappresenta peraltro una delle eccellenze, fa da capofila a un sacco di altre partecipate che si occupano, e società anche private che si occupano di pulizia delle città. Voi sapete che a Roma la pulizia della città è demandata a vari consorzi privati e comunque non dipende dal comune. Quindi il fatto che a Venezia abbiamo questa realtà mi sembra degno di nota e degno di pregio. Per quanto riguarda la bellezza, io trovo indubbiamente Mestre più bella,
dal 15 che mi sono candidata oggi, lo è anche grazie a opere che sono state fatte dalle amministrazioni precedenti e che abbiamo inaugurato noi. Però in generale a me pare che una sorta di rigenerazione urbana e di cambiamento anche dal punto di vista estetico, mi riferisco al centro, mi riferisco anche ad esempio ad una serie di interventi che sono stati deliberati da poco a Marghera e in quella che viene definita periferia, ma io sono assolutamente d'accordo con Fois, la periferia è sempre il fervore, soprattutto ritornando al tema della cultura, dal punto di vista culturale. Apprezzo molto non solo l'architetto Mirko Lunardi, ma anche questo grafico, non saprei come chiamarlo, che ha preparato per stasera, perché lo trovo veramente bello, lo trovo interessante e trovo che anche ricordi vagamente i volantini della Biennale di Venezia, che sapete essere una fondazione nazionale, ovviamente dipende dal Ministero, però è un'eccellenza del nostro territorio ed è dal punto di vista culturale, dal punto di vista logistico, organizzativo, un polo ispiratore un po' per tutti noi che gravitiamo intorno al mondo della cultura, e trovo che appunto aver implementato e aver aggiunto anche altre voci rispetto a quelle come ad esempio la scrittura, che manca assolutamente alla Biennale, ed è fondamentale questo passaggio dal punto di vista culturale, perché noi, scusate se mi permetto di dirlo, siamo una platea un po' datata nel tempo e siamo cresciuti leggendo, e quindi noi parliamo per immagini, e quindi abbiamo un'immaginazione, perché la parola ci costringe ad immaginare. E questo ovviamente non è un pensiero mio, è un pensiero che ho rubato a un professore universitario. Oggi invece i ragazzi sono abituati alle immagini direttamente, quindi non devono fare questo sforzo che implica un annichilimento, io lo direi in senso pessimistico, ma insomma c'è una parte del nostro cervello, del cervello delle più giovani generazioni, che sono bersagliati dalle immagini, che non si sviluppa. E poi la nostra era una generazione abituata a scrivere, noi scrivevamo le cartoline, scrivevamo le lettere, scrivevamo a mano un sacco di cose, gli atti mio nonno li scriveva tutti a mano e poi venivano dattiloscritti dalla segretaria. Oggi abbiamo tutti il computer, abbiamo il telefonino, abbiamo gli smartphone, e credo che da questo punto di vista il nostro cervello ne possa risentire, quindi vedere che è stato dato spazio alla scrittura sia come un modo di esprimersi, sia come un modo di raccogliere un pensiero altrui e poi di elaborarlo e di farlo proprio, sia eccellente come idea. Tornando a quello che voleva essere il mio messaggio di oggi, è che non credo ci siano stati altri sindaci, però magari chi poi mi seguirà ha partecipato anche attivamente alla vita istituzionale della città, e se vuole mi può contraddire e lo accetto sempre di buon cuore, e anzi anche con entusiasmo le critiche, perché credo che le critiche, se sono costruttive, se sono propositive, ci diano la possibilità di imparare. I plausi un po' meno, anche se danno soddisfazione. E io credo che non ci siano stati, è vero, c'è stata subito l'affondo che non c'è l'assessore alla cultura, è vero, non c'è un assessore, c'è il sindaco che ha trattenuto la propria delega, e credo che un assessore che abbia fatto, un assessore alle politiche culturali e alle attività culturali, che abbia fatto tanto per Mestre come il sindaco Luigi Brugnaro, non ci sia mai stato prima. E ve lo dico, e cercherò, qui ho preso anch'io 2 appunti, io vado a braccio, non mi preparo mai discorsi, però con riferimento a quanto è stato fatto per la città di Mestre, mi pare che sia opportuno ricordare che a Mestre ci sono 3 teatri pubblici, il Teatro Toniolo, il Teatro Momo e il Teatro del Parco. Il primo con le stagioni di prosa, comici e musica da camera, ricco di calendari di eventi musicali pop, è uno dei più importanti teatri di distribuzione italiani, e certamente, sento un bisbigliare, grazie, è il dissenso, ma ben venga, dopo prenderete parola e direte quello che pensate voi. Io ripeto, ho raccolto questi dati per un'esperienza personale che ho vissuto in prima persona,
E poi se qualcuno mi vuol smentire lo faccia pure, io non dico la verità, non ho questa pretesa, vi racconto quello che ho visto fare io. Il secondo teatro di cui parlavamo è il Teatro Momo, che è un teatro dedicato ai bambini, alle giovani generazioni, come diceva prima Maria Laura. È importantissimo rivolgersi anche appunto ai più piccoli e coinvolgerli perché possano crescere con uno spirito critico e culturale di un certo tipo, e voi sapete che al Momo e anche qui al Candiani, così come anche in altre parti della città attraverso i MUVE, sono organizzati dei camp e sono organizzati dei laboratori riservati esclusivamente ai bambini, o alcuni che invece coinvolgono sia i bambini che i genitori. E sicuramente non sono tanti i comuni che hanno dei teatri dedicati esclusivamente ai bambini. Il terzo, il Teatro al Parco, è un teatro che ha ripreso vita, è stato ristrutturato, era stato dopo anni di abbandono, è stato rimesso a posto ed è stato restituito alla cittadinanza con una programmazione di spettacoli, laboratori di formazione, residenze all'interno del comune, e dove viene anche dato spazio alla musica elettronica, alla danza e ai teatri contemporanei. È una programmazione che si chiama U Theater, è tutta gratuita, ha avuto un palinsesto molto ricco con molti spettacoli. Alcuni hanno fatto tutto esaurito, altri invece non hanno visto grandissima partecipazione di pubblico, e quindi forse una piccola pecca che ha questa amministrazione è quella di non comunicare abbastanza tutte le cose che fa, e quindi invito ciascun cittadino a farsi veicolo e portatore di tutte le iniziative di cui è al corrente. Tornando ai teatri, che sono la mia passione, voi sapete che c'è il Teatro al Corso, che non è gestito direttamente dal comune, ma è uno spazio dove c'è musica pop e teatro comico e cabaret. C'è il Teatro Aurora e il Teatrino di Via Pasini a Marghera, che sono altrettanto degli spazi dedicati a queste attività. Tra l'altro, per quanto riguarda la musica, ricordo, ma lo dirà poi Pizzigatti, che l'Associazione Amici della Musica costruisce ogni anno una stagione teatrale e una stagione di musica sinfonica da camera che davvero non ha precedenti, e sono pochissimi i teatri che in Italia si possono permettere questo tipo di programmazione, perché voi sapete che qualsiasi cosa si faccia ha dei costi e quindi non sempre si è in grado di sostenere questi costi. Molti comuni li chiudono e invece noi stiamo cercando di riaprirli. In più mi pare che la Biennale non fosse, così come i musei civici non erano mai venuti in terraferma, e abbiamo visto che Klimt ha aperto la breccia ad una serie di altre mostre, anche la Biennale non era mai venuta a Mestre, e anche la Fenice non era mai venuta a Mestre. La Biennale ha rigenerato il Forte Marghera, ci sono sempre delle installazioni legate sia a arte che ad architettura, e la stessa cosa viene fatta da Biennale al Teatro al Parco per quanto riguarda la musica dei giovani. In più c'è il Library Tower, che è uno spazio dedicato ai giovani musicisti che vogliono allenarsi, e anche lì, se non vado errando, c'è la disponibilità di spazi e di ore che non vengono sempre riempiti dai giovani, dagli studenti, quindi le opportunità ci sono, poi bisogna anche saperle sfruttare e partecipare in modo attivo, e non solo alla serata clou o a quella che prima Maria Laura ha definito la passerella riservata a pochi. Ecco, su questo invito alla partecipazione, Presidente. Io le direi, siccome ci sono tantissime le cose che si potrebbero dire in effetti su quella che è la proposta culturale, ovviamente abbiamo dei tempi un pochino ristretti, la inviterei a concludere, poi naturalmente sì, se vuole io mi taccio anche subito e ascolto, non è un problema. Allora aspetti, scusate, senza applausi, è semplicemente una regola che ci siamo dati per riuscire a parlare tutti. Naturalmente noi qua abbiamo, e questo va detto questo va detto a favore della bontà dell'attività del Comune di Venezia, che qua noi potremo andare avanti ancora parecchio. Abbiamo dato uno sguardo di
Ecco, no, ma ragazzi, per favore, non c'è bisogno di discutere, anche perché qua siamo solamente qua stiamo facendo un... Ah, no, allora... No, allora vi garantisco, non allora, sto facendo nessun tipo di propaganda, mi sono permessa di... Va bene, allora guardate, io giustamente... Giustamente, io mi taccio immediatamente. Quello che volevo dirvi, chi lo voleva capire l'ha capito, se volete ne parliamo anche in un altro momento. Vi invito a seguire le commissioni cultura con i quali condividiamo, nel corso delle quali sono tutte in diretta streaming come questo spettacolo, e condividiamo a porte aperte, sono gratuiti, aperte alla cittadinanza, sia le visite guidate che facciamo che tutti i percorsi che facciamo. Quindi mi taccio immediatamente, lascio la parola agli altri interlocutori e poi eventualmente ne riparliamo in un altro momento. Allora, grazie a Giorgia Pea, con la quale mi scuso per averla dovuta interrompere, ma come detto abbiamo i tempi piuttosto stretti, e soprattutto mi permetto di dire che non si tratta di propaganda. Se la Presidente dice che ci sono 3 teatri pubblici a Mestre, questo è un dato di fatto, poi non si può essere d'accordo su come vengano utilizzati o si hanno delle altre idee su come potrebbero essere utilizzati, ma quelli che sono stati detti sono dei dati di fatto. Mi permetto di dire 3 sono e 3 sono stati detti che sono. Va bene, è giusto, è per questo che siamo qua poi, perché ci diciate magari come vorreste che vengano utilizzati, oppure come se ne potrebbero fare 4, 5 e 6 invece di solamente 3. Allora io adesso passo la parola al capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, Giuseppe Sacà. Grazie e intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito, in particolare a Progetto Comune. Allora, come premessa io ci tengo a dire una cosa, io non credo che l'amministrazione stia facendo tutto sbagliato nel campo delle politiche culturali. Ci sono sicuramente degli aspetti positivi, non mi metterò a fare l'elenco perché mi sembra inutile, penso ad esempio al sistema bibliotecario, e ritengo anche che di per sé il fatto che il sindaco abbia mantenuto la delega alla cultura possa essere anche un fatto positivo, perché mette in risalto come il primo cittadino ha a cuore questo tema così importante. Il problema ovviamente è poi come si agisce questa delega, come la si mette in pratica, e qui nascono, secondo me, secondo noi, i grossi problemi di questa amministrazione nel campo delle politiche culturali. Quindi fatte queste doverose premesse, perché non vorrei che sembrasse un discorso appunto solo contro quello che sta facendo l'amministrazione, però ci dobbiamo, secondo me, intanto capire che cosa intendiamo per politiche culturali, cioè qual è l'obiettivo delle politiche culturali. Maria Laura Faccini secondo me lo ha detto bene in introduzione, sostanzialmente devono essere finalizzate a migliorare la qualità della vita di noi cittadini, di tutti i cittadini, residenti, non residenti, residenti temporanei e quant'altro. Oltre quindi diciamo al benessere, poi possono avere anche delle ricadute economiche molto importanti nella città. Secondo me dobbiamo partire da questo aspetto e domandarci se oggi questo sta accadendo, e la risposta è semplicemente no. Secondo me questo non sta accadendo. C'è un'idea di base dalla quale poi possono discendere molti discorsi e molte argomentazioni, ossia quello che noi riteniamo che sia il massimo errore di questa amministrazione, quindi parlo dell'amministrazione tutto, non è che focalizzo semplicemente al sindaco, è che c'è sostanzialmente l'idea dell'evento salvifico, cioè si lavora molto sul tema dell'evento in sé che possa risollevare le sorti di un teatro o di un'area della città o di un quant'altro. Invece la cultura richiede che ci sia un lavoro quotidiano di consolidamento dei processi. In questo diciamo, lavoro quotidiano è stata citata adesso dalla Presidente Pea l'ottimo esempio della stagione da camera e concertistica. Gli amici della musica, adesso lo dico non per piaggeria verso un altro relatore, ma quanti anni ci hanno messo in città perché appunto ci potesse essere una stagione non solo di alta qualità, ma che fosse anche apprezzata dal pubblico. Ci sono voluti anni di lavoro. Un'amministrazione lungimirante, secondo me, deve lavorare con una prospettiva, diciamo, perlomeno quinquennale. È questo l'errore di fondo che sta facendo l'amministrazione Brugnaro.
Basti pensare al famoso tutte le città in festa, tanto per entrare proprio nello specifico. Che cosa fa l'amministrazione? Molti di voi sono operatori culturali, quindi lo sanno perfettamente. E sostanzialmente il grande lavoro che fa l'amministrazione in campo culturale è quello di agevolare la realizzazione di progettualità che arrivano dal basso, che di per sé è anche positivo, ma senza cercare di dare, come dire, un senso ai diversi interventi e appunto una prospettiva di lungo periodo. E quindi siamo nel campo dell'evento in sé per sé. Quindi non si lavora, ad esempio, su alcune date importanti per la città di Mestre, ad esempio, e su questo devo dire il Consiglio Comunale tutto, maggioranza compresa, aveva votato vedo che il dottor Stevanato annuisce perché era stato lui a presentare assieme ad altri cittadini la proposta di fare un determinato lavoro, ad esempio sulla festa di San Michele. Il Consiglio Comunale ha accolto questa proposta ed è rimasta lettera morta. Ma prendo anche ad esempio che cosa sta facendo, è stato citato così riesco anche a dialogare, Teatro Bissuola. Il Teatro di Bissuola è vero, è sicuramente sta facendo una programmazione importante, ma come la sta facendo? Sostanzialmente obbligata dal fatto di avere dei finanziamenti che arrivano dall'Europa, si lavora per bando, ovvero l'amministrazione ha un'idea di come rigenerare quel luogo, mette a bando, quindi chiama le associazioni, gli operatori culturali a presentare, a proporre delle idee e con le associazioni nel tempo costruisce una programmazione e questo sta dando risultati positivi, migliorabili sicuramente e bisognerà insistere se riteniamo tutti che quella sia la strada corretta per il Teatro Bissuola. Parlo del Teatro Bissuola e potremmo aprire su tantissimi altri luoghi della cultura Mestre, ma questo riguarda anche Venezia, perché appunto l'idea di base è che sostanzialmente la città, la città è una comunità dialogante e quindi la cultura deve essere un emblema di tutto questo, bisogna coprogettare e portare avanti assieme determinate idee. In questo è evidente che l'amministrazione è il perno, deve essere il perno, deve mettere assieme quello che diciamo è l'associazionismo di base con anche le grandi istituzioni, quindi, e assieme quindi costruire un futuro culturale per la nostra città. E invece noi adesso viviamo nel campo delle politiche culturali per quanto riguarda l'amministrazione e non solo, sostanzialmente abbiamo una conduzione monocratica e inappellabile. Perché sappiamo tutti, questo lo sappiamo tutti, il carattere e il piglio dell'attuale sindaco di Venezia. Quindi io non voglio mettermi a fare la lista della spesa, di quello che si potrebbe fare qui o là, perché ci sono tanti buchi in questa città. Pensiamo, è stata citata la De Amicis, ma pensiamo all'ex emeroteca. Noi tutti, cittadini, consiglio comunale e quant'altro, leggiamo a mezzo stampa che l'idea del sindaco è quella di affidare su un progetto non meglio definito, ad esempio, alla Fondazione Musei Civici la conduzione perlomeno di una parte dell'ex emeroteca. Parliamone, discutiamone anche con la Fondazione Musei Civici, tra le altre cose Fondazione Musei Civici acefala. Ricordiamoci anche questo aspetto, una delle più grandi istituzioni culturali veneziane, ma qua italiane, perché la Fondazione Musei Civici custodisce un patrimonio che è unico a livello italiano e internazionale, noi siamo senza una direzione, contravvenendo a quello che è lo statuto dei musei civici, perché appunto c'è un'idea nelle politiche culturali e non solo di una conduzione monocratica, accentrata, non dialogante, che non vuol dire che poi l'amministrazione non faccia le scelte che ritiene opportune, la eleggiamo per quello, ma c'è un errore di metodo enorme nell'impostazione delle politiche culturali che secondo noi poi si vedono i risultati nella città. Posso fare un ultimo esempio, perché poi non voglio rubare tempo ovviamente a tutti gli altri. Via Piave. Spesso diciamo che la cultura è un elemento di rigenerazione urbana. Ovviamente da sola non basta, bisogna mettere assieme altre politiche, però di certo è un elemento molto importante. L'amministrazione ha fatto un investimento importante lo scorso anno
nei giardinetti di Via Piave, quindi nei pressi della stazione, quindi sappiamo tutti la situazione molto delicata che viviamo lì come ordine pubblico e come degrado sociale e urbano. È stato un fallimento totale, sono state investite diverse risorse, perché apro e chiudo parentesi, viviamo in un periodo storico molto fortunato, perché non ci sono molti finanziamenti dall'Europa e non solo dall'Europa, e non apro la polemica sul PNRR perché sarebbe troppo facile, ci sono diversi finanziamenti, bisogna saperli utilizzare questi finanziamenti. In Via Piave sono stati utilizzati male perché si è scelta attraverso non un bando, un'assegnazione a un'associazione che avrà fatto al meglio il suo lavoro, ma c'era un problema, non c'era un dialogo con la comunità circostante. È stato un evento, a proposito di evento, calato dall'alto. Ecco, quindi la lista della spesa è lunghissima e non voglio annoiarvi. Faccio l'ultima postilla sul rapporto Venezia-Mestre, che a me piace molto, insomma è un tema poi su cui si sono scritte non so quante pagine. Io sono convinto che la nostra città sia unica, cioè esiste la città di Venezia nel senso del comune di Venezia amministrativo. All'interno della città di Venezia abbiamo fatto, noi città tutta, abbiamo fatto negli anni diversi, come dire, passaggi. Vi ricordate, si parlava una volta di città bipolare, poi di città multipolare, perché all'interno del comune di Venezia ci sono diverse città. Mestre è una, evidentemente per dimensione geografica e peso demografico, una delle città più importanti, se non anche la più importante. Però poi questa cosa qui bisogna anche qui agirla. E allora chiudo. Ho sentito parlare delle municipalità, io oggi non volevo affrontare questo tema, purtroppo il Presidente è andato via, il Presidente della Municipalità di Mestre, che è della maggioranza, quindi io sono sicuro che stia facendo un egregio lavoro, però c'è il tema delle municipalità e che anche in questo caso le municipalità devono essere valorizzate. Questa amministrazione anni fa, sappiamo tutti che scelte ha fatto, le municipalità sono un guscio vuoto, che siano amministrate dall'opposizione o dalla maggioranza, per dire quindi che bisogna avere un'idea di senso che riguarda i rapporti tra le città della nostra unica e sola città, e poi bisogna, secondo me, avere ben chiaro che cosa si vuol fare come senso delle politiche culturali e poi quindi, come dicevo, non affidarsi solo agli eventi, ma affidarsi a una programmazione con la comunità e quindi anche darsi il tempo perché poi le diverse occasioni, come dire, le diverse opportunità possano crescere. A volte la si azzecca subito, a volte bisognerà un pochino, come dire, correggere il tiro. Su questo l'amministrazione è molto molto carente e ormai è un'amministrazione che governa la città da 8 anni e i risultati in molti casi, nella maggioranza dei casi, non si vedono. Grazie a Giuseppe Saccà, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale. E la parola adesso a Michele Bugliesi, al professor Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia. Buonasera a tutti e grazie a Progetto Comune e a Maria Laura per l'invito che ho molto gradito. Io volevo partire da quanto è stato detto sia da Maria Laura sia stato poi ripreso da Giuseppe Saccà su che cosa intendiamo per le politiche culturali, perché finirò a darne un contorno un po' più ampio della semplice accezione cultura in senso classico. Io intendo che una città vive di cultura, ma anche di cultura materiale, e quindi non solo di eventi che ci si possono organizzare, ma di produzioni. Ma ci arrivo un minimo per passi. Intanto voglio dirvi, io, come è noto, non sono veneziano, neanche mestrino, vengo da una città che peraltro forse a Mestre in qualche modo assomiglia, è Udine. Però ho sempre avuto, devo dire, di questa città un'opinione molto migliore di quella che è la reputazione che questa città ha. Io la conoscevo poco, fino a che l'ho frequentata solo per la sua parte a Torino, le mie frequentazioni nel mio ruolo di professore universitario. Oggi questa conoscenza si è molto stratificata, sia per la conoscenza dei luoghi, sia per la conoscenza dei processi e delle persone, ma non è cambiata quell'impressione che avevo, che è di una città che appunto è molto più bella e molto più interessante di quello della reputazione che la precede. È più interessante perché è viva ed è vivace sia sul piano sociale, sul piano culturale, c'è
curiosità nelle persone, ci sono grandi aspettative e anche voglia di far vivere questa città, con un eccesso, se posso dirlo, di orgoglio di distinguersi da Venezia, che credo che non faccia bene alla città. Sono anch'io, l'ho già detto, e lo dico qua sommessamente ma convintamente, un unionista, un convinto sostenitore che questa città, sia Venezia sia Mestre, funzionano se si complementano e non si dividono. Io questa retorica per cui la città d'acqua è diversissima, la città di terra, cioè francamente io non vedo una distanza maggiore tra la città d'acqua e Mestre o qualunque pezzo della terraferma, non è maggiore quella distanza di quella che ci può essere tra il centro di Parigi e il secondo giro di arrondissement. Sono dinamiche diverse che però compenetrate, cioè che insieme, la prima, la seconda, scegliete quale delle circonferenze di una città volete scegliere. Sono dinamiche diverse che però contribuiscono a dare alla città un carattere e una forza. Io credo che la forza di questa città si attui, si possa esplicare in questa logica, che la piazza all'interno di un quadrante in cui Mestre è logisticamente il centro di un polo culturale che fruisce evidentemente di tutta la cultura che si può vivere e sviluppare a Venezia, ma di un centro che può diventare, e si può candidare a diventare, un centro di innovazione della cultura materiale, dell'innovazione, dell'economia della conoscenza, della ricerca scientifica, delle sue applicazioni tecnologiche per i materiali, per l'ambiente, per i servizi e per i modelli sociali che la diversità che caratterizza questa città devono essere sviluppati, sperimentati e possono essere un elemento di grande ricchezza. Maria Laura citava prima la diversità di etnie, no? di popolazioni, di comunità che caratterizzano questa città. Io credo che quella sia una fonte di grandissima ricchezza nel momento in cui da un potenziale di difficoltà che questo genera, però genera appunto anche una capacità di alimentare un dibattito, un dialogo che è molto moderno, dà vivacità e arricchisce tutte le componenti. Spendo una parola a questo riguardo su M9, che questa diversità ha cercato di incontrarla, lo sanno bene la comunità di Bengalese. Abbiamo un programma in 9 communities, che tra l'altro nella sua veste altra segue Giuseppe Saccà, che ha esattamente quello spirito di intercettare l'interesse e la partecipazione attiva di tutte le componenti di questa città. Bene, questa sintesi io credo che affondino le premesse di una nuova residenzialità che si alimenti di una serie di opportunità che l'economia della conoscenza può portare con sé, una città che sia prospera, che sia inclusiva, che sia moderna, molto più moderna, fatemi dire, di quanto possa essere la stessa Venezia, che rischia è sempre più prigioniera, insomma, di un modello palcoscenico dove succedono tantissime cose interessanti, ma vengono a mancare gli elementi di attività dell'energia che viene da una stratificazione articolata della composizione sociale, che invece qua c'è, è viva e può essere alimentata. Ecco, io credo che Mestre in questa visione debba però anche acquisire la coscienza della propria forza e della propria diversità, senza omologarsi o senza volersi distinguere da un contesto che è diverso ma che le dà forza. E quella è la coscienza della forza che le dà la sua centralità in un quadrante, come ho già detto, che la vede logisticamente piazzata nel luogo giusto, facile da raggiungere, potenzialmente efficiente nei servizi, un luogo dove, se io devo pensare a un luogo che si sviluppa come oggi Dublino, come sono le città moderne, con la città che pullula di giovani, di gente che lavora nei servizi, con professioni elevate che possono essere svolte in questa parte della città e più difficilmente in altre, perché
faccio un esempio, le tecnologie per l'ambiente, per i biomateriali, per i nanomateriali, a Venezia non le potremo mai avere, sarà meglio tenerle distanti, invece qui possono sorgere, nascere, dare lavoro, alimentare, creare ragioni di attrattività. Oggi c'è un tema di attrattività per la città e io vivo in quanto col cappello del presidente della fondazione M9, lo vediamo, c'è un tema di scarsa frequentazione della città, salvo per diciamo, i locali che stanno riprendendo, come ci può dire bene Confesercenti, sul lato della ristorazione, però c'è un tema che, diciamo, di mancanza di un contenuto che non è solo di eventi. Mi piace molto quel grafico lì, però credo che non basti. Io penso, Mestre, come dicevo, vengo da Udine. Udine è una bella cittadina, ma non è il posto dove il turista quadratico medio, come si dice, andrebbe, no? Il visitatore, perché non ha, diciamo, né nella narrazione né nei fatti forse la densità di oggetti, specialmente rispetto a Venezia, che può avere, rispetto a Venezia, però può diventare un luogo dove succedono tante cose interessanti. Bisogna rivolgersi a un pubblico e bisogna creare una programmazione non episodica, ma strutturata, articolata sui diversi segmenti culturali che interessino e rendono questo un luogo riconosciuto, dove succedono i festival della politica, i festival della geopolitica, i concerti e tutto quanto, diventando un elemento di richiamo naturale. Però secondo me, io penso, sarà anche il mio, diciamo, retroterra così professionale che gioca un ruolo qui, io penso che ci sia anche bisogno di ripopolare la città non solo di cose che si vengono a fare, ad assistere, a cui si deve assistere, ma a produrre. Una città non è interessante perché non può essere un centro commerciale, penso che tutti siamo d'accordo, ma per non essere un centro commerciale non può neanche essere un centro dove non c'è gente che lavora, che produce, che fa, no? e che alimenta un'economia, perché se la cultura alimenta un'economia ci vuole anche questa capacità, no? Ecco, allora io penso, e questo è un progetto che in buona sostanza è quello che ha animato un po' un piccolo esperimento che abbiamo fatto a M9 che deve ancora crescere, non sparate addosso a M9 per favore, non sparate sul pianista, ma che abbiamo voluto tentare, cambiando la destinazione che comunque non aveva un futuro, neanche un presente, come centro commerciale, perché ce n'erano già abbastanza di fatto, per farlo diventare un centro dove la gente viene a lavorare. Abbiamo insediato un incubatore, abbiamo insediato un centro per la finanza, lì SACE e CDP, abbiamo insediato il business center, è un centro che ancora evidentemente non ha la frequentazione che noi vorremmo avere, ma non è neanche così drammatico come viene rappresentato, perché alla fine l'anno scorso noi abbiamo avuto 80.000 persone che hanno frequentato quel luogo, però è ancora poco frequentato dalla gente che lì viene a lavorare e può andare a comprare cose altrove. Ecco, io penso su questo, che possiamo fare una scommessa, popolando, ne abbiamo parlato su tanti tavoli, per attivare per riattivare quei meccanismi produttivi, quelle condizioni per cui le arti creative, i creativi, i ragazzi, i giovani, le start-up vengano e riconoscano questo come un luogo dove risiedere, perché ci lavorano anche. Questa è la forza propulsiva, vera, duratura, che rende una città sostenibile. Non mi sottrarrò al ruolo che può avere M9 in tutto ciò, perché credo che possa essere centrale, ha bisogno anche di essere accolto, poverino. M9, citava Giuseppe Saccà, quanto tempo ci hanno messo gli amici della musica a creare una dinamica positiva di accettazione del loro programma, che noi tra l'altro sosteniamo anche attraverso la Fondazione di Venezia. M9 aveva dato del tempo per crescere, bisogna smettere di fare errori, nessuno dice che non ne abbiamo fatti, ma interpretare un ruolo come quello in un contesto come quello attuale non è semplice. Io credo che abbiamo fatto dei grandi passi avanti, ne stiamo facendo molti altri, e nei prossimi mesi vedrete spero il senso e gli effetti dei progressi che stiamo facendo. M9 è popolato, manca quel 10%, il 15% di luoghi da popolare, che sono quelli che sono più visibili, quindi la parte commerciale del cibo, però su questo vedrete i risultati e vedrete
io auspico il risultato che noi vogliamo sia quello che M9 venga riconosciuto come un luogo di questa città, in cui la città si riconosce, che la città apprezza e cui la città visita, va e lo usa come luogo di incontro e come luogo di cultura. Sulla programmazione culturale di M9 si è detto molto. In conferenza stampa, quando ho presentato la mostra su Vedova, ho detto che è la prima volta che non avevo ancora sentito critiche, poi le critiche chiaramente non mancano mai, però io credo che con la programmazione che abbiamo tessuto con questo ultimo anno, abbiamo dato una risposta importante perché il museo, lo dico sempre, vuole essere due cose: vuole essere un luogo dove si affrontano temi universali, l'arte, la bellezza, la storia, i contenuti, e che si raffronta, si parla con la città. Abbiamo sempre cercato di parlare con la città, ci continueremo a provare, però abbiamo fatto anche un'operazione importante, l'abbiamo fatto in quella logica stessa di cui parlavo prima, in cui non sentiamo la subalternità alla Fondazione Vedova che ha fornito i contenuti, gli riconosciamo tutti i meriti di questa operazione della mostra Rivoluzione Vedova, ma è un esempio di una sintesi in cui questi due pezzi di città dialogano e realizzano risultati importanti. Io penso che questo sia un modo in cui, diciamo, il museo per una volta risponderà alle aspettative dei cittadini, di avere un museo che funziona, di essere orgogliosi di quel luogo e possa contribuire a quel processo di rigenerazione che peraltro, come dico, senza produzioni, senza lavoro, senza le nuove professioni, senza gli interpreti di quelle nuove professioni, difficilmente potrà raggiungere appieno il suo scopo, il suo successo. Grazie. Grazie al professor Bugliesi, che tra l'altro, professore, quando ha detto che Udine le ricorda un pochino Mestre, c'è anche da dire che Udine ha la piazza principale, che è considerata la piazza più veneziana. Fuori Venezia è Piazza Libertà, dove ci sono 4 leoni di San Marco, e il palazzo principale, che è la Loggia del Lionello, è praticamente una riproduzione in piccolo del Palazzo Ducale. Adesso la parola, più volte chiamata in causa, Pizzigatti, la parola va a lei. Grazie molte, dottor Fois, grazie molte. Io sto parlando qui come presidente dell'Associazione degli Amici della Musica di Mestre, e quindi parlerò di questo lanciando poi un'idea che sto cercando di realizzare proprio anche all'interno dell'Associazione degli Amici della Musica di Mestre. Vorrei innanzitutto dire che sono presidente dal dicembre 2021 per caso, perché come qualcheduno, e anzi forse molti di voi sapranno, sono diventato presidente a seguito dell'improvvisa scomparsa di Gianni Caprioglio, che era allora presidente di Associazione degli Amici della Musica di Mestre. Prima di lui il presidente Alessandro Bonesso, per cui è una realtà che è molto datata, devo dire. È vero che è cresciuta, condivido l'idea che ci voglia un lavoro quotidiano, costante, per consolidare un processo di crescita, e questo è avvenuto anche con l'Associazione degli Amici della Musica di Mestre, non per merito mio, perché io ho già ereditato questa realtà che era già molto cresciuta. Non è che, devo dire, organizziamo solo la stagione da camera sinfonica presso il Toniolo, con la direzione artistica di Mario Brunello, che credo tutti conoscano, violoncellista di fama internazionale, da molti anni direttore artistico. Ma devo dire che facciamo anche altre cose. Purtroppo la musica da camera, come voi sapete, è una musica di nicchia, bisogna dirlo, e quindi spesso succede che non è che abbiamo molto pubblico, no? Però proprio perché la cultura non deve essere valutata esclusivamente con il parametro dell'economia, come diceva il professor Bugliesi, noi riteniamo che dobbiamo tenere duro, e quindi anche se non facciamo il sold out come magari fanno molti altri, dobbiamo cercare di andare avanti. Tra l'altro qualche contaminazione la facciamo, perché ogni tanto facciamo anche musica jazz con strumenti di musica da camera, e ha avuto un trionfale successo la rappresentazione nel corso della stagione che è appena finita delle colonne sonore del maestro Ennio Morricone e del maestro Ennio Rotta, dove lì il sold out l'abbiamo fatto. A conferma, se ci pensate, che quando tu in qualche maniera fai qualche, io la chiamo contaminazione, dove non è proprio solo musica da camera, riesci a, come posso dire,
trovare più ascolto e maggiore interesse. Questo non vuole dire che va snaturata l'associazione, vuol dire che evidentemente bisogna però tenere conto anche di questi tipi di situazioni. Dicevo, non è che organizziamo solo il concerto, perché abbiamo altre cose che io vorrei dirvi proprio in 1 minuto e mezzo. C'è la GOM, Giovane Orchestra Metropolitana, che sta facendo sempre un successo, anzi sta crescendo nel successo, e qui penso qualche cosina di aver fatto anch'io da quando sono arrivato, perché è un'orchestra fatta da giovani musicisti sotto la guida di alcuni maestri che sostanzialmente, naturalmente per tutti i settori musicali, no? Quindi archi, ottoni, fiati, percussioni e così via, che o suonano tutti insieme o suonano anche separatamente, ci sono delle rappresentazioni di solisti, e stiamo spopolando su tutto il territorio metropolitano, perché effettivamente grazie anche alla sinergia, perché la GOM nasce in sinergia fin dall'inizio con l'amministrazione comunale di Venezia, settore cultura, e con la rete musicale, lo dico così, in realtà sarebbe l'istituto scolastico territoriale che guida però la rete dei licei musicali, cioè pensate un po', siamo riusciti e stiamo riuscendo a fare questo, per cui faranno concerti dappertutto, non sto qua a enumerarli, avevamo cominciato con 2 o 3, poi in realtà adesso ormai sono già una 10 nei vari comuni del territorio metropolitano. Abbiamo il progetto Sei Suonato, non so se vi piace l'idea, no? Progetto Sei Suonato, in relazione al quale 2 o 3 concerti, in 2 o 3 concerti, i musicisti che vengono a suonare poi al Toniolo alla sera, alla mattina vanno nelle scuole per presentare il concerto e addirittura fare dei pezzi, diciamo, del concerto stesso, tendenzialmente nei licei musicali, ma anche, devo dire, in licei non musicali. Per esempio, in questa stagione sono andati al liceo Franchetti, tanto per fare un esempio, che voi sapete che è uno dei licei giustamente storici della città di Mestre. Abbiamo le fiabe musicali, no? Perché c'è il problema, dicevo poco fa, che il pubblico non è propriamente giovane, o meglio è diversamente giovane, e allora è chiaro che abbiamo delle fiabe musicali dove c'è la rappresentazione o burattini o anche scenica accompagnata a musiche sinfoniche o da camera al Teatro Momo, grazie anche qui alla collaborazione ovviamente del settore cultura, e pian piano stiamo cercando di abituare i bambini e i giovanissimi a apprezzare la musica sinfonica e da camera, che sarebbe quella parte musicale che si inserisce nelle fiabe musicali, ma mi ha fatto anche una rappresentazione veramente di burattini. Poi abbiamo sostanzialmente delle anche relazioni internazionali, per esempio siamo collegati sistematicamente con gli amici della musica di Tartus in Siria, successivamente al terremoto, con cui facciamo addirittura delle rappresentazioni, ne abbiamo fatta anche una recentemente al Toniolo, un mese fa mi pare, forse anche meno, in streaming, e vi devo dire che è stata una cosa veramente emozionante, e insomma cerchiamo di trovare il modo di espandere la nostra attività. Una cosa che sto cercando, lo dicevo all'inizio, di attuare è il concetto di fare cultura in rete, argomento che finora non è mai stato, forse la dottoressa Faccini Maria Laura all'inizio giustamente parlava di coordinamento, e d'altronde se siamo qui al Comitato Progetto Comune vuol dire che l'idea della rete c'è, no? Perché la mia esperienza, guardate che non è solo questa, se qualcuno mi conosce sa che ho avuto altri incarichi pubblici eccetera, è che c'è una difficoltà permanente a fare rete. C'è una difficoltà permanente a fare rete, e ci sono addirittura manuali di sociologia che parlano di questo, letteratura diffusa, perché c'è un po' un egoismo, no? Io sono l'associazione migliore, non dobbiamo condividere il progetto, perché il progetto è nostro, è nato come nostra idea, e quindi c'è una difficoltà proprio fra le varie associazioni a cercare di fare questo passaggio, che però cosa ha portato, in base alla mia esperienza? Da anni, sovrapposizione di eventi e di manifestazioni, stessa data, per cui è chiaro che uno va da una parte, va dall'altra, ma mi sembra, se voi ci riflettete, che non sia un aspetto positivo dire c'è tanta cultura che nello stesso giorno si fanno 4 manifestazioni, perché è chiaro che in questa maniera si crea un danno anche
alla comunità, perché magari sono tutte e 4 manifestazioni, assolutamente tutte e 4 interessanti, importanti, ma se uno non ha il dono dell'ubiquità, che mi risulta che non l'abbiano in molti, a un certo momento è evidente che deve scegliere. Fare rete vuol dire fare anche questo, coordinarsi, organizzarsi meglio. Ovviamente a chi compete questo concetto di fare rete, che noi cerchiamo di fare, devo dire che questa è una cosa veramente che ho ampliato io. Noi appena nominato presidente o poco dopo ho preso contatto con quasi tutte le associazioni, non so se ce ne sono in sala, del territorio. Intanto l'M9, Fondazione Venezia, UAV, Ca' Foscari, i vari CRAL, Università Popolare, Università del Tempo Libero, Università della Terza Età, tanto per farvi qualche nome, magari l'associazione Santa Rita, che in molti credo che non sappiano neanche chi è, nella chiesa di Santa Rita in via Piave c'è un organo di importanza mondiale che organizza questa associazione dei concerti di musica organistica, che però non sono molto frequentati, sono frequentati molto meno del Toniolo con riferimento ai nostri concerti. Stiamo cercando di organizzare delle cose insieme, perché fare rete evidentemente con dei progetti comuni è un qualche cosa che può favorire la cultura. Può favorire la cultura, la diffusione, la razionalizzazione nell'offerta della cultura, mentre invece, secondo me, questo ancora manca. Posso farvi qualche esempio. Abbiamo preso contatto con la Proloco, noi è anni che facciamo anche i concerti in villa, mi sono dimenticato di dirlo, i concerti in villa, che da quest'anno saranno concerti in villa e all'M9, perché faremo, lo ricordava anche prima il professor Bugliesi, perché grazie anche alla loro disponibilità, quindi vorrei dire che dovrebbe stare attento chi spara sul pianista, tra virgolette, perché posso essere testimone che c'è tutto uno sforzo, al di là del discorso poi della mostra su Emilio Vedova che parla da sola, però a un certo momento c'è tutto uno sforzo di trovare anche lì delle sinergie, eccetera, eccetera, per cui noi faremo dei concerti all'M9, fra poco faremo un concerto al Chiostro con la gente seduta al bar. Scusate se vi parlo di questo, magari sembreranno stupidaggini, ma fa parte del concetto della rete, fa parte del concetto della rete. Dicevo, la Proloco, noi è tanti anni che facciamo i concerti in villa e mi è venuto in mente che parlando della Proloco si poteva anche fare in modo che prima del concerto venisse qualcheduno a parlare della storia della villa, per cui da quest'anno nei concerti in villa c'è anche chi, indicato dalla Proloco, che figura come nostra partner, sostanzialmente si preoccupa di narrare la storia, evidentemente con lo UAV. Faremo un concerto all'UAV a Venezia, cioè proprio dentro l'università, quindi diciamo tutta una serie di iniziative che dovrebbero sostanzialmente invitare tutti a fare rete, perché sono questi progetti che a questo punto vanno avanti in partnership. Chi è che deve fare rete? E finisco, dottor Fois, così credo di essere all'interno di 5 minuti. Qui abbiamo 2 fronti. C'è il fronte delle associazioni che devono però culturalmente superare, questo è già un esempio, non per fare i complimenti a Maria Laura Facini, devono superare quella barriera psicologica in relazione al quale cominciare a dialogare con altri forse è un elemento positivo più che non un elemento negativo. E poi c'è la pubblica amministrazione, la quale pubblica amministrazione è difficile che possa, come posso dire, porsi alla guida di un progetto di mettere in rete tutte le associazioni che si occupano di cultura sul territorio, perché capisco che possa essere difficile, anche se concordo con chi ha detto che sostanzialmente il lavoro a livello anche amministrativo dovrebbe essere diciamo quotidiano. Noi l'assessore non l'abbiamo, o meglio è il sindaco, abbiamo la presidente della Commissione Cultura che devo dire che è sempre molto presente nell'ambito delle manifestazioni culturali alle quali non solo gli Amici della Musica ma anche tutte le altre iniziative alle quali in qualche modo abbiamo potuto partecipare, però devo dire, absit in iuria verbis ovviamente, che il potere e il ruolo del Presidente della Commissione Cultura non è come quello di un assessore, perché l'assessore può in qualche maniera, mica colpa di Giorgia Pea, cioè voglio dire, quindi il fatto delle associazioni, perché sono d'accordo che va bene anche che il sindaco dica assommo su di me anche il ruolo di assessore della cultura, però dopo in realtà bisognerebbe capire qual è il referente
per le strategie tipo questa di fare rete al quale rivolgersi. Chiaro che il comune potrebbe però intanto fare delle cose, scusate. Quando si parla di bandi, di finanziamenti, eccetera, come io ho visto fare altrove, dovrebbe, questo lo dico ed è un'idea concreta, dovrebbe incentivare i progetti che vengono proposti da più soggetti, perché questo è un modo, secondo me, con cui l'amministrazione potrebbe invitare molto fermamente a fare rete. Noi recentemente, con l'Associazione degli Amici della Musica di Rovereto, per un progetto fatto da loro, ci siamo uniti in partnership e abbiamo ottenuto un finanziamento dal Ministero, che noi da soli non avremmo ottenuto, ma neanche loro però, anche se l'idea è loro, quindi sono loro che hanno fatto il salto culturale di dire il progetto è nostro ma vediamo di diffonderlo, e a questo punto riusciamo a fare una manifestazione molto importante che sarà una serie di concerti che circoleranno in varie città, non solo Rovereto e Mestre ma anche altre, e grazie a questo tipo di sinergia. Quindi, conclusione, bisognerebbe che l'amministrazione comunale, io non entro sul discorso se poi fare o non fare l'assessore della cultura è stato bene o male, perché comunque è una scelta, non è che il fatto di dire l'assessore alla cultura non lo faccio e mi occupo io sindaco sia illegittimo, diciamo che forse potrebbe essere non opportuno, non so se mi sto spiegando, però è una questione di scelte politiche e quindi a questo punto uno sceglie come crede, però bisognerebbe trovare il modo, questo sì, di strategicamente di favorire una situazione di questo tipo. E com'è che la si favorisce? Finanziando, incentivando in tutti i modi possibili, che non sono solo il discorso di erogare somme, ma anche per esempio di facilitare a livello amministrativo la risoluzione di quelle pratiche amministrative, voi sapete la burocrazia che molte volte ti inibiscono, e a un certo momento arrivare a chiudere tutto quanto il discorso. Quindi secondo me, e termino veramente, cultura vuol dire anche cultura che deve essere fatta in rete, in squadra, perché altrimenti da soli siamo solo isole che possono sostanzialmente fare delle cose, ma all'interno dei confini spesso limitatissimi di ciascuna associazione, di ciascun ente. Grazie. Grazie al professor Pizzigatti. Noi adesso apriamo i microfoni, per cui invitiamo le persone che si sono iscritte a parlare a raggiungerci e partiamo con Mario Esposito. Per anni responsabile del settore musica del Comune di Venezia, responsabile delle attività culturali a Mestre, organizzatore di decine di concerti e capo servizio cultura del Comune di Mirano. Mi metto da qualche parte se riesco, ho bisogno di... No, cercherò di stare vicino. Esposito, qua noi dovremmo essere molto severi, chiaramente sui 5 minuti, perché se no non arriviamo più alla fine. Per non Marco, se ne abbia male. No, ho contato tutti i tempi, sono stati 18, 17, 19, 21 e 24, ma io sarò 5 minuti, sarò velocissimo. Allora, partirei da un discorso, ero molto preoccupato dalla Presidente Pea, perché critiche non se ne fanno, critiche mi raccomando, critiche, allora devo cambiare tutta la relazione perché ci sono delle critiche da fare, ma scherzo, una battuta. Allora, io partirei da un finanziamento che arriverà a Venezia, se non è già arrivato, che riguarda il piano strategico grandi progetti che è predisposto dal Ministero dei Beni Culturali e che elargirà a Venezia un importante finanziamento da investire sull'Arsenale di Venezia. Dovrebbe essere l'occasione, secondo me, questa, per un'attenta riflessione che porti le forze politiche presenti a Venezia a predisporre strumenti di intervento culturale adeguati al contesto sociale del territorio veneziano, definendo con chiarezza mezzi e obiettivi di una nuova politica culturale. Si dovrebbe pensare a un nuovo progetto culturale per la città, perché va benissimo Fascida Ammuina, quello che abbiamo sentito fino adesso, quello che si fa a Mestre, Venezia, eccetera, è un po' Fascimma Ammuina. La regina Margherita visita una nave, i marinai sono tutti schierati e per dare il capitano della nave dice: a questo punto arriva Margherita di Savoia, non possiamo star qui tutti in piedi. Allora, che stanno là, quelli sopra vanno sotto, quelli a destra vanno a sinistra, in modo da far vedere che in modo tutto si muove, in modo da far capire che c'è movimento e che si fanno delle cose, e quindi sulla nave tutto andava bene.
Quindi si dovrebbe pensare ad un nuovo progetto culturale per la città, inteso come socializzazione e autonomia della produzione culturale, mettere a disposizione delle realtà associative del territorio veneziano spazi, edifici storici e non, e strutture adeguate per garantire un crescente coinvolgimento di più vasti strati di popolazione alle attività culturali. Si tratta di ricostituire un tessuto socioculturale sfilacciato, mortificato da anni di vuoto culturale a Venezia e in terraferma, a parte la Moina che vi ho detto prima. Ricostituire questo tessuto non sarà facile. In questi anni sono andate perdute professionalità, spazi, piccoli teatri, sono scomparse decine di associazioni culturali private di spazi e finanziamento. In questa opera di ricostituzione dovranno avere un ruolo fondamentale e propulsivo le più importanti istituzioni culturali presenti in città. Penso alla Biennale di Venezia, al Teatro La Fenice, il Teatro Goldoni, il Museo di Capesera, il Conservatorio di Musica, l'Accademia di Belle Arti, le università. Queste istituzioni dovrebbero mettere a disposizione del territorio la loro storia. Io parlo sempre di una città, cioè non faccio distinzione, io parlo di Venezia. Per me Venezia e Mestre sono unite, quindi non faccio nessuna... Quando parlo di Venezia e Mestre insieme. Queste istituzioni dovrebbero mettere a disposizione del territorio la loro storia, le loro professionalità, il loro prestigio e soprattutto le loro produzioni, più di quanto hanno fatto finora per far crescere e dare vita ad una nuova stagione culturale che faccia perno su un serio decentramento, cosa che si conosce poco. Sarebbe necessario quindi avere un assessore alla cultura a tempo pieno, sembra una ovvietà per una città come Venezia, ma per qualcuno non lo è, affiancato da un gruppo di lavoro in grado di coordinare nuove iniziative e che interloquisca con i vertici delle istituzioni culturali di cui parlavo prima, perché sostengano e incentivino questo disegno. Una considerazione particolare per Mestre. Mestre in questi anni a Mestre si è prodotta una desertificazione culturale che ha danneggiato anche il decollo dell'M9, che si è rivelato purtroppo un corpo estraneo alla città, mentre il centro Candiani, per fortuna, è diventato un refugium peccatorum. Cioè tutti vengono qua, giustamente, io nel 78 ero al Comune di Venezia, ho seguito i lavori di costruzione di questo edificio, quindi con Cappà e Mainardi, i due architetti, quindi so benissimo come è strutturato questo edificio e so anche che è diventato, non dico cimitero degli elefanti che è offensivo, ma diciamo un luogo di rifugio peccatorum. Queste due strutture, ecco attenzione, questo è importante, possono avere un nuovo ruolo, parlo dell'M9 e del Candiani, attenzione. Allora, queste due strutture possono avere un ruolo nuovo per un rilancio culturale della città e del territorio. La nuova presidenza dell'M9 ha di recente proclamato l'intenzione di aprire la struttura alle realtà locali. Ben venga questa proposta e soprattutto una mia lettera che ho mandato mesi fa non mi ha risposto, ma non ha importanza. Non ha importanza, riceverà un sacco di lettere, è difficile, però insomma le ho mandate comunque, vabbè. Quindi vuol dire, tuttavia, bisogna pensare a un nuovo ruolo dell'M9 come museo, attenzione, di arte moderna e contemporanea, puntando anche sul patrimonio di opere del Novecento conservate nei depositi del Capesaro e anche farsi aiutare, come avete fatto. Io sono stato uno tra i primi più esaltati della Fondazione Vedova, cioè che abbiate fatto questa iniziativa, ho detto caspita, finalmente, però queste cose qui le ho scritte 6 mesi fa, quindi ero in anticipo sul fatto che ci si rivolgesse a una fondazione. Lei mi ha anticipato, dopo 6 mesi però è arrivato. Quindi per dare, ripeto, un nuovo slancio. Sto per concludere, sono 4 minuti e 50. Una riflessione va fatta sul Centro Culturale Candiani. Esiste un patrimonio di documentazione sull'arte contemporanea, archivio storico della Biennale, che purtroppo sembra dotato di rotelle mobili. Lo spostano continuamente. Ebbene, a mio avviso, è un errore trasferirlo all'Arsenale. Il Candiani, con i suoi spazi e le sue strutture tecniche, potrebbe ospitare degnamente l'archivio storico e lavorare in sinergia con l'M9. Si costituirebbe così a Mestre un polo sul Novecento
più consono allo spirito delle strutture e un importante punto di riferimento sull'arte contemporanea. La cultura per Venezia è un fondamentale settore economico e può essere ancora una grande occasione di sviluppo e rilancio. Ma da oltre 5 anni, e siamo anche più 2, 7, manca una strategia, mancano punti di riferimento, investimenti e sostegni e le produzioni e le iniziative culturali in città sono sempre più carenti. Gli spazi di libertà e produzione culturale sono stati ridotti o annullati per fare spazio alla vendita di cultura. Mi riferisco al Palazzo Ducale a Bulgari in questi giorni. Una svalutazione inaccettabile per una città che è tra le capitali mondiali della cultura. 2 piccole chicche e poi finisco. Giambattista Tiepolo, nato a Venezia nel 1696, morto a Madrid nel 1770. Nel 2020 ricorrevano i 250 anni della morte di uno dei più grandi pittori del Settecento veneziano ed europeo. A Madrid e Würzburg, in Germania, viene celebrato con una mostra e numerose iniziative culturali. Venezia silenzio assoluto. Bernardo Bellotto, detto il Canaletto, nato a Venezia 1722, morto a Varsavia 1780. Nel 1947 viene invitato da Augusto III di Sassonia a Dresda e, bene, 2022 erano 300 anni dalla nascita. Dresda ha dedicato la più grande mostra europea a Bernardo Bellotto, nato a Venezia, e da maggio ad agosto ci sono state iniziative culturali, musicali, teatrali legate a Vivaldi e a Goldoni. Venezia, silenzio assoluto. Però abbiamo avuto Kandinsky, avremo Chagall e avremo altre cose. Questo, secondo me, è un'idea e un contributo, quello che posso dare io. E finisco qua. Grazie e grazie a lei. Grazie Mario Esposito. E noi adesso diamo la parola a Monsignor Fausto Bonini. Grazie Monsignore, già parroco di San Lorenzo, grande conoscitore di Mestre e dei suoi problemi. Grazie, ma magari sì. Chiedo scusa, ma non ho ruoli operativi attualmente perché vivo la mia vita privata, però come cittadino di questa città di Mestre e quindi con qualche pensiero che vorrei comunicare anche a voi all'interno di questo convegno, per il quale mi congratulo ovviamente perché mettere insieme realtà diverse, costruire questo insieme, Maria Laura Faccini e Progetto Comune ci stanno mettendo veramente tutta la loro buona volontà e credo che un qualche piccolo risultato lo si sta già ottenendo. Riprendo il discorso fatto dal dottor Mauro Pizzigatti, che un po' sintetizza un po' il lavoro che noi abbiamo di fronte, e cioè quello di far rete. Se c'è un limite nella ricchezza culturale e anche di altri tipi presenti nella città di Mestre, è proprio la mancanza, l'incapacità di mettersi in rete e di fare e di costruire questo progetto comune. Un progetto comune le cui linee sono state delineate all'inizio da Maria Laura Faccini, che credo che vadano riprese con serietà perché hanno bisogno di essere viste. Comunque, rispetto all'anno scorso, eravamo qua un anno fa proprio, maggio, 25 maggio, eravamo qua e credo che un piccolo passo in avanti si sia fatto proprio su questo costruire insieme una realtà nuova e impegnata per la città di Mestre. Ne abbiamo parlato a lungo, la strada è quella giusta anche se i risultati sono ancora modesti. Bisognerebbe da parte di tutti noi metterci più buona volontà e credo che il discorso sottolineato più volte da Mauro Pizzigatti su questo far rete,
che poi è esplicitato nella parola progetto comune, credo che vada assolutamente sottolineato. E qua si tratta di trovare quali sono i ruoli operativi che ognuno di noi, ogni gruppo deve vivere, deve mantenere. Comunque permettetemi qualche piccola riflessione a margine di questo convegno così interessante dal punto di vista anche dei contributi che sono stati dati dai vari relatori. Il doppio tema, cultura a Mestre, cultura a Mestre. Io utilizzerei un termine al plurale, anziché culture, preferirei parlare di culture, perché esiste oggi anche a Mestre una pluralità di culture, soprattutto oggi. Venite alla Cipressina, dove abito io, oppure andiamo in via Piavi, in via Cappuccina, eccetera, e ci si rende conto che le culture sono plurali e che quindi non è la nostra cultura che noi dobbiamo imporre ad altri, ma dobbiamo cercare di convivere e quindi di realizzare anche un pensiero comune con altri tipi di cultura. Nelle scuole elementari, fra qualche anno, nelle scuole superiori e alle università, le cose cambieranno. Molte carrozzine che oggi vediamo in giro portano i mestrini di domani, quindi dobbiamo renderci conto di questo. Non siamo noi soltanto. Noi qua rappresentiamo una parte di questa città di Mestre, anche una parte limitata, anche dal punto di vista anagrafico, per esempio, perché ci sono anche altre realtà più giovanili che andrebbero anche studiate e viste. Da ripensare, credo, sia anche la presenza delle religioni a Mestre. Le nostre chiese sono diventate troppe e troppo grandi. I musulmani crescono e cercano spazi nuovi. Questa è una realtà che non possiamo trascurare, non possiamo mettere da parte. Questo per quanto riguarda la cultura. Per quanto riguarda Mestre, mi sono chiesto chi è Mestre. È una città alla ricerca della sua identità. 86.000 abitanti, come la città di Treviso, con una storia passata che è sempre ben illustrata dal Centro Studi Storici, interessante, ma piccola cosa rispetto a Venezia. Un presente ricco dal punto di vista culturale e un futuro da costruire con una straordinaria ricchezza di strutture da utilizzare. Siamo straricchi di strutture. Un grande museo, l'M9, un centro culturale Candiani, un teatro Toniolo, un Laurenziano, un Santa Maria delle Grazie, un polo universitario di Ca' Foscari Architettura che conta 2500 giovani, studenti, Forte Marghera, centro studi CGA di Mestre, ogni volta che se ne parla alla televisione, centro CGA di Mestre, Mestre viene fuori in continuità, ecco. Un duomo e poi delle chiese meravigliose, San Girolamo, San Rocco, Parco San Giuliano, Bosco di Mestre, Mestre, viene fuori in continuità e tante volte noi ce ne dimentichiamo. Sono spazi da riempire di proposte culturali e quindi da coordinare un po', e quindi il tema di fondo credo che sia questo proprio del coordinamento, a parte i buchi neri da riempire, ex ospedale, scuola dei amici, ex emeroteca, eccetera. E ultima cosa, vorrei sottolineare un aspetto che è spesso trascurato, e cioè l'alta percentuale, noi non ce ne rendiamo conto abbastanza, io me ne rendo conto un po' di più perché ci vivo dentro a questa realtà, l'alta percentuale di presenza giovanile nella città di Mestre. Nella città di Mestre e non in questi nostri incontri, e quindi dobbiamo porci anche il problema perché, come mai. Alta percentuale di presenza giovanile stabile o di passaggio per studio o per lavoro. Basta andare alla biblioteca, alla VEZ, sempre piena di giovani, però ecco l'aspetto che vorrei proporre come novità rispetto a questo dibattito, cioè qualche cosa che non è stato sufficientemente fatto presente o assolutamente fatto presente, e cioè la Chiesa, la nostra Chiesa anche a Mestre, sta facendo un lavoro importante sul versante giovanile e della cultura. Ha incaricato 2 giovani sacerdoti, uno si chiama Don Gilberto Sabadin e l'altro si chiama Don Riccardo Redicolo, 2 giovani sacerdoti laureati, plurilaureati, eccetera, che hanno l'incarico di lavorare
con i giovani presenti a Mestre, sia nel mondo universitario che nel territorio in genere. Ecco, credo che questo tipo di realtà debba far parte, questo lo suggerisco anche alla Presidente di Progetto Comune, proprio far parte di questa sensibilità che va riscoperta, perché è una presenza che non riesce a incidere e della quale noi non ci rendiamo sufficientemente conto. C'è per esempio una casa studentesca che è unica sul territorio di Mestre. Io di queste cose ne parlo nell'incontro, chi legge settimanalmente l'incontro si rende conto di queste cose perché ne parlo in continuità e quindi sono cose che esistono. Una casa studentesca unica a Mestre per studenti universitari che sta festeggiando i suoi primi 15 anni di presenza. Io speravo che il responsabile di questo settore, cioè Don Gilberto Sabadin, potesse essere presente, invece non ce la fa perché ha anche altri 1000 incarichi. È presente invece Lorenza Fasolo, qua presente, che è la responsabile un po' di questo settore e che è la responsabile di un convegno che avverrà a Mestre nel prossimo ottobre, il 10 ottobre, all'M9, che ringrazio della collaborazione e della sensibilità su questo settore, proprio per studiare questo problema della presenza. Monsignore, scusi, noi lo ascolteremo ancora per ore, però devo invitarla perché sì, purtroppo i tempi sono quelli che sono. Fine. Sì, grazie. Grazie. E quindi la presenza dei giovani a Mestre che sarà studiata in questo convegno e che quindi ha bisogno di essere anche sentita da ciascuno di noi. Si sta quindi produrre cultura e farlo sapere, ma la cosa più importante è quella di metterci in rete per poter analizzare al meglio la situazione di Mestre e viverla al meglio e in modo positivo. Grazie. Grazie Monsignor Fausto Bonini. Noi chiamiamo adesso Andrea Crescente in rappresentanza di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo. Grazie per l'invito. Credo che siamo pienissimi. Mi collego a... Crescente anche nel nostro caso le chiedo proprio un'estrema incisività sintetica. Mi collego al dottor Esposito che parlava di un crescente coinvolgimento. Ecco, io sono crescente e sono una persona coinvolta, quindi diciamo ci sono. No, diciamo che mi collego anche ai predecessori. Sicuramente la questione... Una delle questioni fondamentali, perché poi la ricetta per far funzionare e trasmettere la cultura alla cittadinanza e anche a chi viene da fuori, flussi turistici, le città vicine, ha le sue complessità, chiaramente è una ricetta che presenta diversi ingredienti. Sicuramente però la questione della rete è fondamentale, cioè quello che manca da noi, nella nostra città, e anch'io mi associo a considerare la città unita con le sue anime, Venezia, Mestre, la terraferma insomma di veneziana, è proprio la connessione tra le varie realtà. Quindi le realtà fondamentali sono l'amministrazione comunale, sono le istituzioni, sono le associazioni di categoria e le associazioni, diciamo, anche presenti nella città, virtuose. Molto spesso manca una connessione, un progetto comune di condivisione e di trasmissione dei dati per realizzare, ma non il singolo evento, un progetto per la città del futuro. Poi gli eventi chiaramente, se sono con contenuti validi, aiutano, di base devono essere adeguatamente comunicati. La nostra città difetta, secondo me, in una comunicazione efficace di quelle che sono, abbiamo parlato per quanto riguarda Mestre, di luoghi belli, interessanti, di qualità della nostra città. Molto spesso non sono adeguatamente comunicati neanche all'interno della città stessa, all'interno della cittadinanza. Si parlava di reputazione. Dobbiamo elevare il percepito di quello che è la città. Si è creata negli anni una reputazione, diciamo, non adeguata, a volte alle cose, ai contenuti anche validi che abbiamo. È chiaro, i contenuti sono fondamentali. Adesso il Museo M9
ha un contenuto. Io ho avuto la possibilità di partecipare, di visitare la mostra di Vedova, è una mostra estremamente interessante scenografica, e tra l'altro M9, abbiamo dialogato con Molinari, si sta muovendo nel coinvolgere degli attori della città. Io sono stato coinvolto appunto da Luca Molinari nell'organizzare un gruppo di attori legati anche alle professioni, non solo commerciali, alle professioni della città, che hanno una sensibilità per l'arte, che possono diventare dei testimonial, come si dice adesso, degli influencer, no? Cittadini, per favorire la comunicazione legata ai contenuti, in questo caso nel Museo M9. La rete è fondamentale, bisogna che tutti questi attori si connettano e definiscano un progetto anche di medio e lungo termine. I progetti non possono essere estemporanei, non possiamo pensare di trovarci domani, buttare dei contenuti veloci per realizzare qualcosa fra qualche mese, perché c'è il rischio che questi contenuti non siano adeguati o efficaci. Bisogna pensare, essere ambiziosi e pensare a un progetto di medio e lungo termine. E a proposito di rete, ci sono delle cose che si stanno muovendo in città, secondo me molto interessanti, sarà da vedere se si concretizzeranno. Vedono come protagonista anche Fondazione Venezia, M9, abbiamo dei confronti, non solo con il professor Michele Bugliesi. Potrebbero essere, questa rete, se andrà a formarsi, potrebbe essere una rete molto interessante per la città e per portare dei contenuti che definiscano dei nuovi flussi cittadini. E la reputazione è importante, io parlo dei cittadini, ma anche le città vicine. Io abito a Treviso. Quando parlo e promuovo Mestre, io sono un grande promotore della mia città, e tendenzialmente gli stessi trevisani che sono attaccati alla nostra città non si muovono a visitare il nostro orto. E vi do un piccolo esempio. Io avevo dei signori sabato di Treviso con la mia attività. Stefanato, devo dirle che su questo esempio poi ci dobbiamo obbligatoriamente... Sì, faccio solo questo esempio legato alla comunicazione. E noi abbiamo come attività, io porto avanti un'attività storica dal 39 a Mestre, proseguo l'attività di famiglia, e abbiamo dei clienti che vengono da fuori, da altri ambiti, anche stranieri, che investono su Venezia Centro Storico. Vi faccio solo questo rapido esempio, ma mi è capitato spesso. Dopo l'incontro li ho portati a pranzo e gli ho detto: vi faccio visitare un piccolo concentrato di bellezza di Mestre, e quindi li ho portati attraverso l'osteria che è vicino alla Corte Legrenzi. Siamo andati in Corte Legrenzi, abbiamo superato il varco dimensionale, hanno avuto questa apparizione dell'architettura di M9, sono rimasti sbalorditi, non avevano mai visitato M9. Siamo entrati dentro M9, sono le persone che lavorano nell'architettura, quindi sono rimasti affascinati dagli interni, dalla scalinata, e gli ho detto: guardate che c'è la mostra di Vedova, allora torneremo sicuramente. Questo è un piccolo esempio di come io faccio il mio lavoro da testimonia, però come se riuscissimo a comunicare non solo ai cittadini, che è fondamentale, ma al di fuori della città, e quindi intercettando anche i flussi turistici, chiaramente dalla zona degli alberghi, ridefiniremo dei flussi attraverso non solo degli eventi, magari organizzati anche con l'amministrazione, ma collegandoci alle istituzioni cittadine e alle associazioni di categoria che possono essere un valido supporto. Grazie Andrea Crescente, Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo. Adesso chiamiamo Roberto Stevanato, presidente del Centro Studi Storici. Ringrazio per l'opportunità. Pizzigatti ha detto bene: chi è il riferimento per la cultura? La nostra amministrazione comunale. Siamo orfani, non abbiamo possibilità di dialogo. Con chi dialoghiamo? A chi proponiamo? A chi chiediamo? Con chi possiamo concordare iniziative? E qui vi risparmio tutta una serie di episodi che sarebbero troppo polemici,
ma ne ricordo solamente uno. Qui abbiamo la Presidente della Commissione PE, lo sa quanti incontri abbiamo fatto. È l'ordine del giorno che è stato votato all'unanimità dal Consiglio Comunale per ricelebrare le ricorrenze della Sortita e di San Michele. Cosa? Non lo so, io non me ne sono accorto, ma mi pare che non me ne sia accorto nessuno. Non è stato fatto niente da quando è stato votato l'ordine del giorno, non è mai stato fatto niente per San Michele e la Sortita. Forse le è sfuggito, ma veda i programmi di amministrazione comunale o veda i programmi di quello che si è fatto. Voglio essere smentito, volentieri, se riuscite a smentirmi. Ma tanto per dire, qualche giorno fa abbiamo fatto la giornata nazionale dei castelli, giornata nazionale dei castelli, e qui abbiamo celebrato, sapete che viene fatta in ogni regione d'Italia, nel Veneto è stato deciso, non da noi, è stato deciso in altra sede, di celebrare i castelli di Mestre, certamente di cui ci sono tracce molto residuali, ma evidentemente vuol dire che c'è un qualche interesse nazionale. Ricordo che questo è il patrocinio, questa manifestazione è patrocinio, è una manifestazione nazionale, patrocinio del Ministero dei Beni Culturali. Non vi dico le vicissitudini, semplicemente per riuscire a far capire all'amministrazione comunale quello che stiamo facendo. Lettere che andavano perse, che non ricevevano risposta, ma non fatte da me, fatta dalla direzione nazionale dell'Istituto Italiano dei Castelli. Con chi dialoghiamo per fare cultura? O forse parlare di cultura mestrina dà in qualche modo fastidio a qualcuno? O forse la cultura deve essere una cultura in sintonia con la voce del padrone? Grazie. Grazie Roberto Stevanato, Presidente del Centro Studi Storici. Adesso chiamiamo Nicola Ianuale, referente del gruppo di lavoro. Non c'è. Andiamo a Gabriella Strizzola, allora, Associazione Voci di Carta. Ci stiamo avviando alla conclusione. Buonasera, sì. A un pubblico ormai esausto, abbiamo sforato le 2 ore. Io sono Gabriella Strizzolo, vi porto il saluto della mia associazione, Voci di Carta. Ovviamente siamo qui perché anche noi ci occupiamo di cultura. E di cultura a Mestre se ne fa parecchia. Soltanto oggi avevamo questo incontro, ma in concomitanza all'M9 c'era un interessante incontro sull'Iran, ma anche alle 7 in una libreria al Giralibre la presentazione di un libro probabilmente molto interessante. Quindi insomma, cultura c'è, se ne fa parecchia. Noi lo sappiamo come Voci di Carta perché ci è capitato più di qualche volta di partecipare a 2 o addirittura 3 eventi concomitanti. E quindi sì, certo, riprendo e sostengo il concetto di rete che è stato ricordato tante volte nel corso di questa serata. Bello sarebbe riuscire ad avere, è difficile, bello sarebbe riuscire ad avere un coordinamento maggiore a proposito di cultura, no? Perché davvero noi tante volte ci troviamo a rincorrere gli eventi. Detto questo, è incredibile, sì, che da noi a Venezia non si abbia un assessore alla cultura, cosa che è già stata detta. La delega ce l'ha il sindaco, ma il sindaco che a cultura, insomma, quanto a cultura dimostra abbastanza poca sensibilità. Per dire, queste sono le dichiarazioni che ha rilasciato solo ieri. Chi si fa fregare 700 euro per una stanza non merita di laurearsi all'università. Ecco, e questo è il sindaco con delega alla cultura. Sentite, il tempo è pochissimo, basta, siete stanchi, è inutile che vi racconti cosa fanno le Voci di Carta, sappiate che siamo una realtà presente sul territorio dal 2011, ci occupiamo di ricerche e divulgazione di testi sia in prosa che in poesia. Siamo presenti alle presentazioni dei libri, delle mostre, abbiamo realizzato dei reading e spettacolo. A Mestre saremo presenti dal 6 al 18 per la prima
il primo Mestre Book Fest, e in quell'occasione noi presteremo le nostre voci alla presentazione dei libri, e quindi buona serata a tutti e vi aspettiamo per le prossime iniziative. Grazie a Gabriella Strizzolo, Associazione Voci di Carta. Adesso chiamiamo Prince Aulader, che è imprenditore e presidente di APS Giovani per l'Umanità. Buonasera a tutti. Niente, come prima parlava il Don, che la comunità bengalese è una comunità che esiste, è una comunità che lavora, è una comunità che esiste, quindi non possiamo fare finta che non esiste questa comunità. Quindi insieme a Maria Laura Faccini abbiamo diversi progetti e stiamo cercando di collaborare, di creare comunque una buona convivenza. Come voi ben sapete, come vi diceva prima il Don, c'è un problema, il problema dei centri culturali che spuntano all'improvviso, no? Io sono giovane e gestisco un'associazione e è da un anno che cerco di avere una comunicazione con il comune. Io non faccio politica, quindi non mi interessa né destra né sinistra, l'importante è ottenere un risultato. È da un anno che provo a creare un centro comunque che sia fuori dal centro abitato e non sono riuscito. Oggi ho avuto prima la notizia dall'agenzia immobiliare che quell'immobile è stato venduto. Erano 1500 metri quadrati, fuori dal centro abitato, in un posto dove nessuno dava fastidio a nessuno, però questa opportunità l'abbiamo perso. E quindi è una cosa che mi dispiace moltissimo. Io penso che una persona che vuole professare la propria fede deve tranquillamente poter farlo. Ovviamente uno non può fare un centro culturale, un posto in centro abitato, perché ovviamente se escono delle persone, 200-300 persone su un colpo, crea un disagio, questo lo capisco, anche se uno fa un pub è la stessa cosa. Quindi cosa si può fare? Si può dialogare e cercare di capire le esigenze delle persone che ci vivono e anche le esigenze delle persone che sono arrivati dopo, no? Quindi il dialogo è uno dei migliori modi per capire quello che si può fare. Poi un'altra cosa che prima, adesso non mi ricordo il nome, Giorgia Pea, giusto? Che diceva dei tanti centri teatri che sono stati fatti. È una bellissima cosa. Oltre ai teatri, un'altra cosa che secondo me il comune dovrebbe fare, il comune stesso spesso succede che per fare dei eventi non ha spazi, no? Io che gestisco una piccola associazione, se devo fare una piccola riunione o un piccolo progetto, non ho uno spazio. Il comune spesso deve chiedere a Don Nandino, che è una buonissima persona che dà spesso il suo posto al comune e ad altre associazioni. Quindi il comune ha tantissimi edifici che spesso vengono dati in concessione ad altre associazioni, altri enti. Qualcosina deve tenere anche per se stesso, in modo che se c'è bisogno lo può utilizzare per sé e per dare quelle piccole associazioni che non hanno una vita lunga, no? Nel senso che sono nati da poco, quindi non hanno spazi, non sono ben strutturati. Quindi vi chiedo questa cortesia, che magari se fate questi bandi tenete anche una buona parte per le piccole associazioni o anche per voi stessi che avete dei progetti nuovi comunque. Tutto qua, grazie e buona serata, grazie. Grazie Prince Aulader. Allora, noi abbiamo concluso tutti gli interventi che erano previsti e dobbiamo adesso tirare... C'era un signore che si era scritto veramente. Avete ancora pazienza? Sì. Guardi, in realtà faccio presto, molto veloce. Secondo me avete detto che appunto vi siete incontrati più volte e non ha detto abbiamo fatto dei piccoli passi avanti. Secondo me per fare un grande passo avanti la cultura dovrebbe smettere di parlare della cultura come l'architettura parla dell'architettura pregiennale. Bisogna aprirsi alla collettività, lasciarla parlare, far sentire i bisogni dei cittadini. Qua oggi ce ne sono tanti. Oggi qui ce ne sono tanti che non sono operatori della cultura, ma vivono di cultura. La cultura che parla a se stessa, di se stessa, non porta nessun beneficio, neanche alla cultura. Questo abito, fate delle cose meravigliose, noi cittadini ce ne impossessiamo. I cittadini vivono del vostro lavoro e del vostro interesse, ma quali? Quelli che hanno un interesse per la cultura e che si alimentano di questa cosa qua.
perché non esiste cultura e controcultura, cultura è una, bisogna aprirsi anche a culture diverse, a culture giovanili. Io non vedo un ragazzo qua dentro, ci sono ragazzi di 14-15 anni che hanno capacità artistiche, produttive, che non vengono mai rappresentati, e noi che siamo, diciamo, i senior della cultura dovremmo in qualche modo aiutare loro ad emergere, e così avremo gli spazi. E se poi vogliamo proprio un condensatore dove incontrarci, è l'M9, ragazzi, è la cosa più bella che Mestre abbia mai avuto, è un elemento di ampia apertura europea, gli europei lo capiscono, lo diceva Crescente che porta i suoi clienti, chi conosce la cultura può apprezzare anche Mestre, chi non ha cultura non conosce, quindi a Mestre non bisogna portare la cultura, bisogna portare la fame di cultura, agendo sui mestrini che sono delle lumache che rimangono, che appena piove si rintanano nel loro guscio. Bisogna assolutamente portare fuori i mestrini mettendogli il sale, come si usava per le lumache, il sale per farli uscire, e il sale siamo noi. Questo è tutto qua. Basta. Grazie. La signora? Ah sì, anch'io velocissima. Allora, piccolissima parentesi sulla cosa che era successa qui prima. Allora, la questione è che in una realtà così complessa come Venezia, un sindaco ha un impegno a 360 gradi, deve fare il sindaco di una città così complessa a livello mondiale. Allo stesso modo lo è la cultura, è un'attività complessissima da svolgere, per questo che tanti di noi dicono che ci vuole un assessore alla cultura, perché un sindaco di Venezia, il sindaco, non con me. È lei che lo rappresenta, non l'ha nessuno. No, siccome lei ci ha fatto la lista di tutte le cose belle che ha segnato, non ci serve la lista, ci serve un assessore ad hoc. Ecco, tutto qui. Va bene, grazie, voleva parlare anche. No, volevo dire una cosa. Allora, io sono una mestrina un po' atipica perché ho vissuto tanti anni in Piemonte e poi sono tornata a Mestre. Allora, secondo me, mi collego, la cultura è complessità, la cultura fatta per tutti è crescita sia personale che della comunità e anche integrazione. Due idee base vanno, visto che si parlava di idee e azioni, ma che penso che costino anche pochi soldi, quindi possano essere attuabili. Fare una piattaforma, perché ci sono, come diceva il Signore, tantissime realtà che non escono fuori e che quindi non possono crescere e non possono neanche essere conosciuti da tutti i cittadini di Mestre. Quindi una piattaforma, come si fa a Venezia per i musei e le attività culturali, sulle attività culturali del territorio. Idea numero 1. Idea numero 2. Io ho lavorato con Don Ciocchi a Torino sull'integrazione, che l'integrazione delle culture, ne abbiamo tanto bisogno qui a Mestre, ha parlato il signore rappresentante di una comunità. Una cosa semplicissima, fare delle attività sulle cucine, perché la cucina a noi italiani è una cosa che crea integrazione, ma non fare il banchetto col couscous, io parlo di fare un'iniziativa che fa integrazione culturale tra noi e gli altri, dove noi capiamo le loro modalità e loro capiscono le nostre. Io la ritengo una questione fondamentale. Grazie mille. Grazie. Infatti, allora siamo arrivati alla fine. No, signore, infatti, vada. Un minuto in uno. Ciao Maurizio, volevo supportare quello che ha detto il giovane uomo lì. L'intervento mio poteva essere sia come presidente dell'associazione, come cittadino, come attivo, cittadino attivo, ma vorrei fare un intervento come artista. Io credo che l'identità culturale, senza cercare di parlare di cultura, della cultura, di quanto produce la cultura, l'identità culturale di un'amministrazione si configura nel momento in cui l'amministrazione sceglie che progetti e soprattutto che artisti della propria città sostenere. Quindi io invito, per non dimenticare gli artisti che lavorano da tanti anni in questa città, che si sono identificati per quello che hanno fatto, artisti non solo musicali, non solo fotografi, non solo architetti, non solo artisti che fanno fatica a sopravvivere, chiedo che facciano una scelta identitaria
E perché no? Qualche volta, anche nel linguaggio popolare della nostra città. Sono molto vicino alla musica, per cui mi viene da dire chi lavora ancora di più sul linguaggio culturale della città. Grazie. Allora, io arrivo ultima e mi scuso, ma non so se è stato toccato questo argomento. Io sono la presidente di Voci di Carta e noi ci siamo, come dire, mosse molto nei luoghi come dire, degradati, andando proprio a leggere con le persone, donando proprio fisicamente pezzi di poesia, pezzi di letteratura, e effettivamente abbiamo fatto un lavoro faticoso per noi, ma comunque un piccolo seme l'abbiamo lanciato. Ma quello che volevo dire, solo un secondo, è che molti di noi, molti mestrini sono âgés, noi Voci di Carta per esempio lo siamo molto. I giovani in effetti non ci sono ed è un peccato, e questo sarà un problema che affronterete. Ma un deterrente per la fruizione della cultura a Mestre da parte dei mestrini è la delinquenza. Allora questo è un problema grossissimo che credo la gente dopo le 8... E su questo effettivamente ci sarebbe da aprire un altro convegno. Questo invece è finito purtroppo, e io invito anche per i saluti finali e per tirare le fila Maria Laura Facini, un istante, così tiriamo le fila di questo incontro di oggi. Ecco, allora siamo rimasti quasi pochi intimi, comunque sono contenta comunque di qualsiasi cosa sia stata detta e anche di come è stata detta. Io ringrazio innanzitutto Giorgia Pea perché è stata disponibile e non ho voluto assolutamente fare affondi perché non è nel mio stile, anzi chi segue le nostre attività sa che se c'è una cosa che io faccio è cercare di mettere a proprio agio le persone che sono miei ospiti, e tu sei una mia ospite, ecco, questa è un'altra cosa, no, ma questa è un'altra cosa. Questa è un'altra cosa, però non è stata assolutamente una cosa, diciamo, contro, e sono state delle valutazioni come quelle che hai fatto tu. E, peraltro direi che l'obiettivo di questa sera è stato raggiunto perché ci sono state poche occasioni negli ultimi anni di poter parlare in modo corale di cultura da parte di vari attori e di vari protagonisti, sia produttori che anche fruitori e anche diffusori di cultura. Quindi questo secondo me è stato un obiettivo raggiunto. Le idee sono state tante, le proposte anche, più o meno realizzabili, più o meno accettabili, poi ognuno naturalmente ha le proprie sensibilità, però sicuramente la questione principale è quella della rete, che era quella tutto sommato che avevo anche detto io, che deve esserci, anzi questo era stato uno stimolo da parte mia di cooperare di più con l'amministrazione, perché è l'amministrazione che deve mettere il cappello poi a tutto quello che noi facciamo, per poter, in modo che ci sia l'organicità della produzione e della diffusione della cultura. Quindi sicuramente rete, è vero il fatto che ognuno tende a badare al proprio orticello, ma questo è sbagliato perché si resta tante piccole unità e non si fa una cosa invece organica e importante. E io faccio sempre i complimenti a tutte le associazioni, alle realtà culturali ma anche sociali che ci sono a Mestre, che come è stato ricordato ce ne sono tantissime e oltretutto benemerite, perché lo fanno assolutamente a titolo gratuito, spendendo il proprio tempo, che è sempre prezioso il tempo, tante volte non viene monetizzato, invece bisognerebbe che venisse monetizzato quantomeno nell'idea, nella comprensibilità, diciamo, del suo valore. E quindi io ringrazio appunto tutte le associazioni che ci sono state, ringrazio Giuseppe Saccà, Michele Bugliesi, Giorgia Pea di nuovo, che è l'altra donna insieme a me, Mauro Pizzigati e naturalmente il nostro moderatore. Grazie a tutti voi e seguiteci. Grazie.